Amici di Sportisiri, buongiorno e un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida valevole per la nona giornata del campionato di giovanissimi provinciali Under 15, che vede scendere in campo i padroni di casa della TF contro il Don Bosco Partinico. Come sempre cerchiamo di raccontarvi partendo dalle statistiche, perché è vero, poi il pallone è rotondo, ed effettivamente soltanto dopo questi 70 minuti di gioco potremo effettivamente capire chi sarà la squadra vincente in questo match, o qualora si pareggiasse, chiaramente non si sa, però insomma quella squadra che potrebbe oggi uscire dal campo con il bottino pieno, parliamo di questo. Però le statistiche danno sempre quel qualcosa in più che secondo me vale la pena citare. E noi partiamo subito, intanto vi mostriamo il nostro scoreboard. Poi ricordiamo che il tempo inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo tocco di una delle due formazioni. Ma noi, ripeto, partiamo dalle statistiche perché sono veramente tanto importanti. La TF al momento si trova al secondo posto, però con una gara in meno rispetto all'Accademia Palermo. E questo è già il primo dato, quindi una formazione che qualora vincesse questa mattinata andrebbe a ritrovarsi al primo posto, insomma, quindi anche una pressione per questi ragazzi, sanno che non possono sbagliare, sanno che la posta in palio di oggi è veramente tanto tanto importante, però non è soltanto questo, perché guardiamo anche il risultato, i dati relativamente a gol fatti, gol subiti, perché sono 36 gol fatti, 8 gol subiti, e in entrambe le classifiche si ritrovano al primo posto, di conseguenza miglior attacco e miglior difesa, insomma è una formazione che sta facendo veramente tanto tanto bene, tanto vi mostriamo anche i ragazzi che hanno il batticinque propri avversari con le panchine comprese, e continuiamo a dire che la TF non ha ancora perso in questo campionato, 5 vittorie e 2 pareggi, è una squadra che veramente sta facendo tanto tanto bene in questo campionato di Under 15, è una formazione sicuramente importante che oggi vorrà decisamente continuare quello che è stato fatto già da inizio campionato, che vorrà sicuramente confermare quelle che sono le belle aspettative che una società come questa insomma ambisce e può ambire. Nel frattempo la cornice oggi è quella del velodromo di Palermo, stadio e casa dell'Athletic Club Palermo. Insomma, diciamo che da questo punto di vista non ci è andata male, perché è veramente uno stadio incredibile. Non a caso, una squadra di Serie D gioca qui, ma al momento la squadra che è in Serie D è anche al primo posto, quindi chissà se magari sognando si possa avere un'altra squadra palermitana nel professionismo. Nel frattempo vediamo già i ragazzi schierati in campo e cerchiamo anche di capire quello che sarà lo schieramento, perché allora intanto vediamo sicuramente Riva andare credo al centro, perché la direzione sembra quella, tra i pali sicuramente c'è Mocciaro, questi dubbi chiaramente non ci sono, a destra dovrebbe agire Diego Gennaro, e poi il modulo sembra praticamente un 3-5-2, sì, sembra un 3-5-2 con esterni Rizzitano e Lanzetta, con Appadù, Gennaro e appunto Riva come centrali. A centrocampo mezzala di destra Candela con la 9, lì davanti gli attaccanti dovrebbero essere Palazzolo e Megna, però adesso cercheremo anche di darvi contezza da questo punto di vista, chiaramente bisogna capire il sistema. Anche il Don Bosco Partinico, nel frattempo continuiamo le nostre statistiche, perché il Don Bosco Partinico al momento si trova invece al sesto posto con 9 punti, e 3 vittorie, 4 sconfitte e 0 pareggi, insomma una squadra che forse non pareggia molto. Intanto inizia anche il match, inizia dunque questa mattinata di calcio targata Sportivi, inizia TF Don Bosco Partinico con subito il contrasto su Palazzolo e primo fischio da parte del direttore di gara, sempre un po' fiscale perché è iniziata da 10 secondi, c'è stato un primo fischio. Nel frattempo il tecnico fa subito a Lanzetta accenno di andare più avanti, dunque penso che ci sarà un rilancio lungo con Gennaro che è partito da destra, adesso va lui a battere direttamente però tra le braccia di Lunetto. Dicevamo Gennaro che infatti ecco sta tornando anche in posizione, perché lo avevamo visto come braccetto di destra, adesso invece è andato a battere al posto di Appadù sulla sinistra. Intanto il rimpallo non favorisce la TF, con Riva che è costretto ad andare direttamente in fallo laterale dopo questa pressione alta da parte di Loria, che ha una posizione un po' ibrida, perché sembrava partire un po' più indietro, invece adesso lo vediamo un po' più avanti. Noto con le mani, anticipato poi dal buon lavoro da parte di Manfredi Santoro, che va in anticipo, e poi nuovamente con le mani andrà sul stesso noto
Rimessa laterale di testa ancora una volta a Santoro, poi Palazzo cerca di lottare, sguscia via, lo fa anche bene Di Marco, il capitano, che cerca un compagno da quella parte con l'arrivo effettivamente da parte di Karim, che ha cercato un dribbling ben riuscito in realtà, ma poi Mocciaro ha deciso di mettere tutti d'accordo e va al rilancio lungo. Palla che rimbalza, cerca di controllarla un po' come può Megna, che forse anche prende un colpo, il capitano, e poi Karim rientra, è bravo qui a non concedere spazio. Gaetano Candela, che ha un po' rubato quello spiraglio forse minimo che si era venuto a creare, e di conseguenza rimessa laterale per il Don Bosco Partinico, che non ha approcciato male la partita. Un po' quello che forse è un po' più evidente è la differenza secondo me dal punto di vista fisico, perché leggendo a distinta chiaramente è più facile, però vi raccontiamo come Don Bosco Partinico è una squadra molto molto giovane, ragazzi praticamente tutti del 2013, dall'altro tempo c'è tutti i ragazzi del 2011, insomma quei 2 anni fanno anche tanto la differenza. Bella questa palla in verticale per Megna, che accarezza ancora Megna, scivolata di Keita, Megna ancora, e va bene così, 1-0 dopo 2 minuti e 30 secondi, si sblocca la partita. Ma che bella palla quella partita dalla difesa, se non sbaglio è stato Lanzetta a dare questo pallone in verticale sulla profondità, e poi Megna da capitano non sbaglia e fa subito 1-0 dopo veramente nemmeno 180 secondi. Una bella palla in verticale sulla velocità. Megna è stato molto bravo anche a non calciare subito, perché poteva forse anticipare il tiro, però forse vedendo l'arrivo da parte di Keita ha cercato forse un dribbling ulteriore, poi gli è anche riuscito, perché credo che Keita l'abbia sporcata questa palla. Comunque quantomeno scivolata, sia riuscito a dar fastidio al massimo al suo avversario, poi però un po' sfortunato nel rimpallo con Megna, che invece ha spinto la palla in porta. E dunque 1-0, si è sbloccata questa gara, la nona di campionato. Cerca la velocità di Karim, poi Rizzitano in anticipo, bella chiusura da parte dell'esterno a tutta fascia, si fa vedere, poi vicino a lui Candela, palla di ritorno, sempre a cercare la profondità, si cerca tanto questa profondità con la scivolata poi bellissima, poi cosa anche un colpo da parte di Federico, se non abbiamo visto male, sì, di Federico Piccolo. Però si può giocare. Candela vuole il dribbling, sguscia in mezzo a 2, poi in mezzo a 3, cerca anche un calcio verso la porta. Bella personalità da parte di Candela, che ha cercato questa giocata solitaria. Poi il tecnico dice ai ragazzi di stringere un po' sulle marcature, perché sembrano essere tanto in zona d'attacco, con il lunetto che va a prendere il pallone praticamente da tutt'altra parte. Vicino a lui c'è Piccolo, ma anche Keita, più larghi invece D'Angelo e Noto, ma vediamo su chi andrà, perché anche Di Marco è un po' sceso nella posizione, ma lascia infatti il pallone proprio al capitano. Di Marco si gira, vuole dialogare con Karim, che lascia scorrere questo pallone, forse non è una buona idea, invece sì, perché è veloce. Karim, bella giocata, qui adesso cercare di strappare un po' sulle marcature, ma il pallone termina anche fuori. Ha fatto una bella giocata Karim, questo credo che sia anche una delle soluzioni, una delle armi del tecnico ospite, ovvero quella di puntare molto sulla velocità di Karim, perché effettivamente ha fatto scorrere questo pallone, sembrava potesse non arrivarci, e invece il contrario, perché ha fatto un grande stacco, lasciando anche giocatori dell'ATF fermi sul posto, e credo che sia una delle soluzioni per uscire dalla pressione abbastanza importante. A Padù intanto Lanzetta cerca di dialogare con i compagni, poi sceglie la soluzione solitaria e quasi riesce, la palla però termina fuori. Bella giocata da parte di Lanzetta, che qui prima aggancia il pallone, fa finta con il corpo di andare e poi riprende questa palla, ma per sua sfortuna il campo è anche terminato. Nel frattempo Padellaro insegue l'avversario, cerca il pallone lungo, invece l'ATF cerca di metterla giù Palazzolo, molto elegante, la sporca, poi in un attimo Megna ci crede su questo pallone, può anche arrivarci, anticipa il portiere, Megna va dietro, Lanzetta se calcia, perché potrebbe farlo, calcia verso la porta,
e va sull'esterno, ma qui ha fatto benissimo a provarlo questo sinistro Lanzetta, perché è vero che era tanto tanto complicato, ma in questa categoria questo tiro qui lo devi provare, perché poi sono quelle cose che ti porti quando cresci, quando vai anche in categorie anche superiori, quei colpi lì diciamo che si imparano proprio in queste partite. Qui Lanzetta ha fatto bene a provarlo. Lanzetta il tunnel addirittura, poi passa col destro, viene fermato, sta giocando molto molto bene Lanzetta, anche tanto cercato, si gioca tanto sulla sinistra, un po' meno invece in fascia destra con Rizzitano che è più devoto alla copertura, Lanzetta invece attacca molto più spesso. Palazzolo vuole girarsi, bravo invece a chiudere Samuele Noto, rimessa con le mani ma cambio da parte del direttore di gara che ha deciso quindi di fare battere al contrario. Ricordiamo 70 minuti di gioco, 35 per tempo in questa importante sfida per la classifica. TF che in questo momento sarebbe anche al primo posto, tanto nuovo cambio da rimessa, e anche qui un po' come il tiro di Lanzetta sono delle cose che vanno imparate sicuramente. Ecco, questa è una rimessa perfetta da parte di Lanzetta, vanno imparate sul campo ed è anche giusto il direttore di gara sia fiscale da questo punto di vista. Rizzitano cerca il duello con Karim, lo vince l'11 però, poi lancia il pallone in avanti, cerca di toccarla come può Rizza, e poi chiusura di Riva. Patellaro mette giù prima con il piede e poi con la testa, però spinto da dietro, fallo corretto, calcio di punizione. Vediamo come il Don Bosco Partinico lo approccerà, perché la distanza è tanta, quindi ipotizzare un tiro è praticamente impossibile. Però forse magari una soluzione diversa, un assist, un rilancio probabilmente potrebbe essere un qualcosa di fattibile. Intanto Megna da capitano va subito in barriera con Patellaro che invece si è con Palazzolo, scusa, che si è invece staccato agendo patente da punta. Poi calcio di punizione direttamente dalle braccia di Mocciaro, che non ha problemi a bloccare questo pallone. Poi il rilancio e dalle parti di Rizzitano la controlla di testa, l'ammortizza un po', poi Candela, Karim ancora, sguscia via benissimo, è partito molto molto bene l'11. Una volta arriva a sporcare questo pallone, Lanzetta va incontro e poi mette tutti d'accordo invece lo Cicero, che ha toccato pochi palloni in questi primi 9 minuti di gioco, forse poco cercato. Intanto Rizzitano con l'anticipo, Keita invece puntualissimo a mettere una pezza gigantesca. Poi Di Marco, bella palla questa in profondità per l'inserimento di Loria. Mocciaro arriva in anticipo, anche qui una bella palla comunque da parte di Di Marco, che ha iniziato forse un po' come centrocampista di inserimento, adesso invece vediamo un po' più dietro, un po' più indietro, forse a fare quasi il vertice basso, il cosiddetto play. Mocciaro, si sente anche la sua voce fin da qui, poi mette un po' in difficoltà Gennaro, riesce comunque a servire il compagno. Rizzitano, Gennaro ancora, di ritorno, bella questa idea, però il campo è finito. Dicevamo una partita veramente tanto tanto importante per la TF, perché una vittoria oggi significherebbe superare l'Accademia Palermo, il miglior attacco, la migliore difesa, insomma 36 gol fatti, 8 gol subiti contro invece i 13 gol fatti del Partinico e il 20 invece quelli subiti. Insomma non è una brutta stagione quella del Don Bosco Partinico, anzi infatti secondo me stando a questi primi 10 minuti sta giocando anche alla pari della TF, però forse è un po' questa differenza di età alla lunga può essere importante, però è chiaro che questi ragazzi stanno comunque crescendo e di conseguenza giocare con i più grandi non può far altro che fare bene. Qui bella la scivolata di Di Marco, poi cerca di andare via su questo pallone, ci riesce pure Rizza, poi chiude invece in anticipo a Padù. Lanzetta non la tiene in campo, di conseguenza rimessa laterale con Noto che andrà con le mani. Vediamo adesso come andrà. Poco fa è stata anche cambiata, questa volta è buona, testa stacca più in alto, poi Patellaro, Landa non ci arriva, poi Santoro regala soltanto il pallone, però dalle parti di Loria di testa salta, scontro, e qui va fermato assolutissimamente il gioco perché si sono scontrati Loria e credo Gennaro. Una brutta botta per entrambi, però sembra tutto ok. Nel tempo Mocciaro va subito in porta, però chiaramente prima di ricominciare il gioco bisogna capire che
sia tutto ok. Che era sbloccata dopo 3 minuti con il gol da parte di Megna. Sembrava quasi potesse effettivamente dare il là per un festival del gol, ma così non è, perché in realtà sta tenendo tanto bene Don Bosco Partinico, che in realtà ha concesso solamente quell'occasione lì, poi non ha più concesso nulla. Quindi comunque la fase difensiva è stata, secondo me, almeno molto attenta. Keita sta giocando una gran partita, così come Piccolo, che è il compagno di reparto, anche gli esterni, i laterali, dunque i terzini, Noto a destra e D'Angelo a sinistra stanno comunque coprendo bene. La TF sembra avere maggiormente sì il pallino del gioco, però forse ancora magari è ancora presto, ragazzi, forse devono ancora riscaldarsi bene. Nel frattempo è ancora giù Diego Gennaro. Secondo me sia tutto ok per questo piccolo calciatore. Ha preso sicuramente una bella botta nello scontro con Loria, che però si è rialzato, quindi Loria tutto ok. La botta peggiore l'ha avuta Gennaro, e nel frattempo si sta riscaldando qualcuno. Chissà che non ci sia anche il primo cambio. Sarebbe un peccato chiaramente perdere Gennaro subito dopo veramente 13 minuti. Perché nel frattempo effettivamente si sta riscaldando Barcellona, se non vediamo male. Il gioco è fermo, non era calcio di punizione, però la gara è stata interrotta, di conseguenza bisogna restituire la palla. Adesso vediamo da chi si riprenderà. Eh sì, credo che il cambio sia pronto, perché effettivamente vediamo il tecnico parlare con Barcellona, che infatti va proprio sul terreno di gioco. Dunque finisce partita di Gennaro dentro Barcellona, che va a giocare subito come baccetto di destra. Adesso questa è una brutta perdita chiaramente per la TF, per la partita. Noi auguriamo chiaramente al piccolo Diego Gennaro di riprendersi al più presto, perché lo vogliamo vedere sicuramente in questi campi. Barcellona sbaglia subito il primo tocco. Karim fa vedere subito la sua velocità. Karim ancora a traversone dentro, deviazione, sarà calcio d'angolo. Sì, calcio d'angolo. E Karim è la spina del fianco maggiore per la TF, perché lo vedete, è tanto veloce, è un ragazzo che soprattutto ha tanta personalità, perché non ha paura di prendersi il pallone, non ha paura di provare la giocata, anche quella un po' più complicata, lui comunque la fa. Questa può essere anche una delle armi, se non fosse l'arma principale del Don Bosco Partinico. Intanto calcio d'angolo, salgono un po' tutti, traversone di terzo primo palo con Mocciaro, però la palla forse va rifatto, sembrava sì, va rifatto, forse c'è stata qualche piccola scaramuccia all'interno dell'area di rigore, però Tito Rigare dice che bisogna ripetere, dunque nuovamente Rizza a battere, che non aveva battuto mai sul primo palo, però nessuno aveva attaccato quello spazio lì. Rizza questa volta va meglio, Mocciaro esce, la palla rimane lì, cerca di allontanare la difesa, poi ci riesce con Megna che va in conto, cerca di agganciare questo pallone, lo strattona un po' D'Angelo, poi scivolata, Keita perfetto in fase difensiva, ma c'è un fallo prima, ovvero la trattenuta da parte di Lorenzo D'Angelo, che effettivamente è stata abbastanza vistosa già da qui. Batte immediatamente Riva per la velocità di Rizzitano, che può arrivarci. Duello con D'Angelo, traversone sul secondo palo e poi la blocca invece senza problemi Lunetto, che va anche lungo con Palazzolo che cerca un po' di disturbarlo. Santoro, Palazzolo cerca di mettere giù questa palla, scarica dietro, Santoro ancora, Lanzetta cerca il traversone, sempre buona palla, poi chiude D'Angelo come può, svirgola invece la difesa, Lanzetta ancora, e la palla quasi sembrava potesse entrare. La giocata da parte dell'esterno tutta fascia, che insomma abbiamo visto anche prima, è un ragazzo a cui calciare non dispiace, perché l'abbiamo visto fare sicuramente prima quando il portiere era fuori dai pali dopo l'uscita su Megna,
rimessa forse un po' rivedibile qui, ma adesso anche da quella posizione lì non era facile per un ragazzo che se proprio quelle conclusioni è perché probabilmente le ha fatte altre volte e gli sono anche riuscite sicuramente, quindi sa che, e infatti qui Lanzetta alza ancora il braccio quasi a dire mister posso battere io, ed effettivamente avendolo visto calciare non sarebbe una soluzione sbagliata, però credo che il mister abbia deciso di far andare Palazzolo, che ancora non si è acceso in questa partita, in questi primi 16 di gioco, perché si gioca tanto sulle fasce, tanto su Lanzetta, si gioca un po' meno invece al centro, dove la densità, seppur presente, forse non è molto gestita, e vediamo se Palazzolo utilizzerà questa occasione per potersi forse iscrivere alla partita. Arriva il fischio, va Palazzolo che calcia benissimo, ma prende il palo. Bella questa conclusione da parte del numero 7 al minuto 17 di gioco. Ci ha provato con questa bella conclusione direttamente sul calcio piazzato, ma per sua sfortuna la palla è andata dritta sul palo, però sembrava comunque che Lunetto potesse arrivarci. Piccolo, cerca i compagni, Loria la sporca, poi Barcellona saggiamente ha capito che forse sfidare sull'1 contro 1 Karim non è una scelta corretta e difatti si appoggia dietro subito da Mocciaro. Palazzolo, bel aggancio, bel dribbling adesso, sta cercando di alzare l'intensità, Palazzolo ne salta un altro, poi cerca un tocco che non arriva, bella invece la giocata di Keita che regala però il pallone a Palazzolo, ancora Palazzolo, avanza Palazzolo, va giù, scontro, si continua, poi Di Marco, ma ancora una volta la TF è la meglio, Lanzetta, finta sul sinistro, poi vuole un altro dribbling, fermato da Di Marco che da capitano, vero, poi Lanzetta è scivolata molto duro, alle spalle, dice anche all'avversario di rialzarsi subito, insomma, anzi non è Lanzetta, chiedo scusa, bensì Candela, che fa cenno subito all'avversario di rialzarsi, insomma, intervento anche un po' duro in realtà, bisogna essere sinceri, sicuramente non si era tuffato a terra, noto, però era sì sul pallone, però anche abbastanza duro. Keita fa centrale, Di Marco buona a uscire qui sulla pressione il Don Bosco Partinico con Karim, si gira bene su se stesso, cerca il passaggio, poi l'anticipo è puntuale da parte di Candela, rimpallo favorisce D'Angelo con un dribbling, l'ultimo tocco credo sia di Rizzitano, infatti sarà proprio rimessa per la squadra rossa, dunque per il Don Bosco Partinico, minuto 19 di gioco, e qui rimessa effettivamente da ripetere, o meglio da cambiare, perché adesso sarà possesso per la TF, è anche una zona comunque interessante perché siamo anche vicino alla porta. Si batte rapidamente, poi non riesce a girarsi come avrebbe voluto lo Cicero. D'Angelo, Palazzolo, mette giù questa palla, potrebbe anche calciare Keita, bravissimo qui a chiudere in spaccata, non è la prima volta che fa questo tipo di giocata, poi Landa, anzi Patellaro, cerca una palla sbrofondità, chiude tutto Riva, pressione molto alta da parte di Loria con Mocciaro, Appadu, Lanzetta vuole di prima fare passare questo pallone, Noto l'anticipa, poi nuovamente palla alta, Karim manca il controllo, però poi cerca di inseguire il pallone, Rizzitano di fisico molto molto bravo adesso a sprintare sulla fascia, la sporca D'Angelo, poi Di Marco arriva, l'aggancia, scivola un pizzico, poi scivolato da parte di Di Marco. Ancora una volta il Don Bosco Partinico fa vedere che comunque dal punto di vista della grinta non manca in questa partita, poi Padù bravo nell'anticipo netto questa volta su Rizza, poi Lanzetta subito a cercare Megna, l'autore del gol che al momento decide la partita fronteggia e poi decide di affrontare e di chiudere il contrasto piccolo, bella chiusura, avete visto proprio fronteggiare e poi andare in tackle con Megna che non è riuscito in quello cui sperava al minuto 21 di gioco. È una bella partita comunque, con il Partinico che è impostata bene. Nel frattempo si perde tanto tempo con Santoro che andrà a battere adesso e non saliti tutti, forse tutti vogliono segnare, però insomma qualcuno deve pur battere. Adesso va Santoro, anche chiamato dal proprio tecnico ad andare lui a battere. Vediamo
come andrà. Santoro, belle traverse sul secondo palo, sbuca Lanzetta che cicca la conclusione. Qui se avesse impattato probabilmente avrebbe anche trovato, credo, il gol, perché da quella distanza, con quella potenza lì, secondo me fai gol. Lanzetta, appoggio per Izzitano ancora una volta, va centrale, non c'è nessuno, però era un'idea corretta. Poi scivola ancora, questa volta Rizza, insomma si scivola tanto questa mattinata. Santoro, finta, va sul mancino, vediamo se rientra, scivolata, poi parte Di Piccolo, che anche un attimino ha lasciato la sua posizione. Karim vuole la velocità su Apadou, che capisce tutto in anticipo, e poi mette la palla direttamente fuori, vicino alla panchina. Nel frattempo si arrabbia un po' il tecnico, forse con Palazzolo, almeno da qui sembra così, però insomma non sappiamo di essere sicuri. Noto intanto con le mani Santoro di testa ancora una volta, concede un'altra rimessa, un po' come nel rugby, si cerca di alzare un po' il baricentro con queste rimesse che danno altre rimesse, insomma, per chi è amante del rugby, chiaramente. Piccolo, poi piccolo sombrero da parte anche di Marco, che però deve concedere la rimessa con le mani a Santoro. Va veloce, Palazzolo, sforbiciata, chiude poi in anticipo. Palazzolo ancora, alza questo pallone, Keita di testa, poi D'Angelo, e pressione altissima di Rizzitano, che non sbaglia, approfitta di un pallone vacante, di un rimbalzo a Novalo, un rimbalzo un po' complicato, e poi batte nell'1 contro 1 netto e fa dunque 2-0. È stato molto bravo qui Rizzitano a crederci, perché su questi palloni non tutti ci credono. Lui invece l'ha fatto, ed effettivamente bisogna dargli anche ragione. Con la palla di Palazzola che sembrava quasi un volersi liberare del pallone, poi invece Rizzitano ci ha creduto, è come se ci ha creduto. Dicevamo, si attacca tanto sulla sinistra, però si è concluso a destra in questo caso. Rizzitano adesso va a sfondare completamente D'Angelo. Quando siamo al minuto 23 di gioco. Si gira col tacco, adesso molto molto elegante Barcellona, che intanto ricordiamo al posto di Diego Gennaro. Poi bella la palla di Santoro per Lanzetta, c'è in mezzo Megna, riesce comunque a crossare con Megna che anticipa il portiere, e forse nel modo di anticipare dà anche un pestone probabilmente, perché si sta toccando lì Lunetto. Però bella palla comunque di Santoro, che qui fa vedere tanta visione di gioco, alzando la testa e trovando sulla fascia mancina questo tipo di inserimento di Lanzetta, che oggi, ripeto, non sta facendo mancare quel tipo di giocata lì. Nel frattempo il tecnico dice di alzare un po' il baricentro, effettivamente vediamo Santoro ma anche Candela alzarsi tanto, con Palazzolo anche qui molto molto alto, anticipo di Lanzetta, vince il mismatch. Palazzolo ancora vuole rientrare, allontana Piccolo ma il rimpallo non lo favorisce. Lanzetta, solita giocata, Palazzolo rientra anche lui molto bene. Lanzetta cerca sempre il dribbling, Lanzetta, e poi Lanzetta un po' col tecnico che infatti dice a Lanzetta di chiedere scusa. Si era subito preso un po' con, se non ho visto male, con Noto, anzi no, forse con Di Marco, il capitano. Tutta rapida, Megna non la controlla bene, poi lontano invece come Porizza, direttamente fuori. Avuto 26 di gioco, mancano 11, anzi 9, chiaramente. Abbiamo avuto, se essere precisi in realtà, 9:30. Megna mette giù, cerca anche la porta, e poi bella parata da parte di Lunetto, e qui forse non l'ha vista partire perché aveva due compagni davanti. Megna, anzi no, era Lucic, è stato molto bravo a girarsi e calciare subito, però bravissimo qui Lunetto. A
chiudere in calcio d'angolo, una bella passe disteso perfettamente e si è preso anche un po' gli applausi da parte dei compagni, che effettivamente questa è stata una bella parata. Sarà quindi calcio d'angolo, non salgono tutti, vediamo anche la posizione di Santoro fuori, Palazzolo si chiede fuori gioco ma non c'è nulla, chiaramente rientra con eleganza ancora la TF, Lanzetta la controlla, potrebbe calciare Karim, non glielo fa fare, e poi Apadou, Megna, cambia lato, Barcellona, passaggio sbagliato su Rizzitano, poi cerca di inseguire questo pallone anche insieme a Candela, ma il campo è finito con D'Angelo che se lo va a riprendere lì. D'Angelo forse che non ha difeso perfettamente nel secondo gol, qui rimessa laterale secondo me da ripetere, però fa continuare, quindi Keita, pallone in verticale dalle parti di Karim che la controlla, però la controlla male, la controlla anche fuori soprattutto, con Barcellona che ancora non ha avuto proprio quel duello lì con Karim, che si è un po' spento in realtà negli ultimi minuti, forse complici anche i pochi palloni giocabili. Questa volta invece la rimessa la fa cambiare il direttore di gara dopo il controllo di Apadou, ed è dunque possesso per Don Bosco Partinico, arrivati al minuto 27 e 30 secondi. Ricordiamo due tempi da 35 minuti. Infatti Palazzetta è girato completamente dall'altro lato, stava parlando col mister che ovviamente gli stava dicendo qualcosa sulla posizione. Intanto bello qui l'anticipo da parte di Santoro, adesso sta giganteggiando a centrocampo Santoro, punta la difesa, doppio passo sul mancino, Santoro ancora, Santoro calcia verso la porta e poi Megna ancora, miracoloso Lunetto, duplice occasione per la TF di andare in triplo vantaggio, ma Lunetto sto veramente super, e probabilmente nella seconda lo è stato di più. Per rimpallo per la conclusione di Lo Cicero, ma il gioco era fermo per un calcio di punizione. Che bella partita comunque. È stata una bella azione da parte della TF, che con Santoro effettivamente vince tanti duelli a centrocampo, li recupera tanti, poi si butta in avanti. Avrebbe meritato probabilmente questo gol per la bella azione fatta Santoro, e ha tolto però l'opposizione dei partiti Lunetto prima, ma soprattutto su quella su Megna è stata secondo me sensazionale. È un bel portiere Lunetto, ha fatto poco fa una bella parata anche sullo Cicero, adesso invece si è ripetuto prima su Santoro e poi come detto sul Megna. Intanto calcio di punizione con Lanzetta, e potrebbe essere una mattonella interessante questa sul suo mancino, vediamo. Con Lunetto che sta sistemando la barriera, Lanzetta ha fatto vedere già di avere un buon tiro, quindi credo che calcerà sicuramente verso la porta. Voleva anche farlo prima, ma il mister aveva detto di fare calciare Palazzolo, e va Lunetto con il sinistro direttamente tra le braccia di Lunetto. Ci ha provato qui Lanzetta, niente da fare. Apadou regala il pallone però a Patellaro, c'è lo scatto da parte di Rizza, lo vede infatti con un'ottima esame di gioco, e poi Mocciaro chiude tutto in anticipo, uscendo in anticipo. Adesso Apadou, Lanzetta di prima, molto bene per liberare Santoro, che può sempre correre, non esce la difesa. Santoro questa volta esce benissimo Piccolo, fa anche una buona chiusura, poi scivolata nuovamente. Tecnico poi si arrabbia tanto con Santoro, ma credo comunque abbia fatto una buona giocata. Poi forse doveva probabilmente non allungarsi troppo la palla, bensì andare forse sul compagno. Bella giocata da parte di Candela, che salta tutti. Candela ancora, Candela sempre ancora con la punta, quasi c'è stata una giocata solitaria, non ci è riuscito, ha fatto sicuramente vedere tanti bei dribbling. Poi Santoro sporca questo pallone, ma c'è un calcio di posizione priva, gioco fermo. Minuto 30 di gioco, mancano poco più di 4 minuti, però credo che qualcosina si recupererà per l'infortunio a Gennaro. Abbiamo visto almeno per 2 minuti il gioco fermo, quindi credo che almeno 2 minuti ci saranno. Poi non ci sono state le altre interruzioni, se non quelle appunto dei gol. C'è stato un cambio, quindi però intanto Landa cambia gioco da D'Angelo, Loria la controlla, cerca il dribbling su Candela, poi fa fallo. Anzi no, il fallo è di Candela, sembrava potesse essere il fallo in realtà di Loria, che dopo aver perso il pallone sembrava aver commesso poi fallo sull'avversario. Così non è però, e dunque calcio di punizione con D'Angelo, guadagna metri importanti, dunque
Don Bosco Partinico, dicevamo una squadra molto molto giovane. Calcio di punizione a Apadou, buca questo pallone, poi c'è ancora Karim che vuole prenderselo tutto, questo pallone non ci riesce perché viene sradicato da Riva, che sta giganteggiando anche lui in difesa. Palazzolo, verticale, Megna, Keita, se la ritrova lì con un pizzico di fortuna, poi Megna vince il duello, Megna ancora, scivolata di piccolo, Megna, Lunetto, sempre fondamentale, poi Santoro invece è fondamentale sì lui nell'inserimento, perché arriva il terzo gol, 3-0, però Megna quando parte in velocità non lo si prende mai. E poi sentite anche la voce da parte del tecnico, ha detto una cosa effettivamente ci trova d'accordo, ovvero 3 gol presi in contropiede, insomma, non il massimo da questo punto di vista, ma il campo è grande, i ragazzi ancora forse non sono abituati a coprirlo tutto bene, quindi ci sono degli spazi effettivamente importanti. Megna invece sì che sa coprire il campo, e lì infatti nei duelli in velocità sempre la meglio, nonostante Keita lo abbia fermato all'inizio, poi un rimpallo ha invece favorito l'attaccante, che ha calciato dalle parti di Lunetto, che ha fatto ancora una volta una gran parata. Per adesso non sta stupendo più Lunetto, perché l'abbiamo già visto parare bene dal primo minuto, ha fatto 3-4 parate importanti, poi nella respinta chiaramente non può fare veramente nulla. È comunque uno dei migliori in campo Lunetto, questo tengo a sottolinearlo. Buona partita. E poi Santoro a battere, viene chiamato anche uno schema probabilmente dal tecnico. Va in mezzo per Riva, poi sbuca invece Lo Cicero, che forse commette fallo, infatti Senevel forse dice di no, però il telecamera è molto vicino. Vediamo se verrà dato il recupero, credo che almeno 2 minuti possono essere dati, però vediamo. C'è anche stato, ricordiamo, gioco fermo per l'infortunio su Gennaro e poi anche un cambio, quindi nel frattempo si riscaldano 3 calciatori del Don Bosco Partinico. Intanto cerca di sgusciare via come può Megna, ma Keita questa volta è stato in anticipo perché aveva perso il pallone Landa. Quando manca 1 minuto alla fine del primo tempo, ma ricordiamo, penso che ci sarà un recupero importante, almeno 2 minuti. Palla lunga, scatta Karim, poi Mocciaro, forse un po' ingannato dal rimbalzo. Santoro. Buca poi il contrasto con Megna che può arrivarci. Mocciaro però arriva prima, anzi Lunetto, io scusa. Non Mocciaro chiaramente. Santoro di testa. Lanzetta col tacco. A liberarsi, poi nuovo dribbling. Il fisico di Lanzetta fa la differenza questa mattina. Poi conclusione da fuori. Ci ha provato. Candela, bella personalità. E infatti anche il mister è contento dell'atteggiamento perché effettivamente ha visto leggermente fuori dai pali Lunetto e ci ha provato. Nel frattempo vediamo se è stato un recupero perché non si è capito molto bene. Va sicuramente Lunetto a battere quando siamo arrivati allo scoccare del 35esimo. Piccolo, lancio lungo, Apadou in anticipo con il petto, Santoro la mette giù, scambia con Lanzetta, vediamo se cerca il dribbling, il solito dribbling, non passa, poi Piccolo mette una pezza, si continua intanto a giocare. Santoro, Lanzetta, ancora Santoro, vediamo se crossa, cerca lo scambio con Palazzolo che calcia, deviazione, poi Lunetto non riesce a tenerla in campo, di conseguenza calcio d'angolo, poi lancia un po' stizzito questo pallone. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo se sarà l'ultima azione della partita, se invece ci sarà spazio ancora per qualche altra occasione, perché non si è capito molto bene quanto recupero abbia dato il direttore di gara. Ho visto una mano alzata forse sul 5, però insomma 5 mi sembrano un po' tantini.
Santoro va in mezzo, di testa stacca Riva, palla rimane lì e Lunetto allontana, poi calcia verso la porta, Candela, calcia alto, è arrivato un po' forse con il corpo troppo all'indietro e di conseguenza non ha trovato la porta, però adesso la TF sta comunque crescendo ulteriormente, il Don Bosco Partinico non sta giocando una brutta partita, però forse sono gli attacchi un po' che latitano. Poi dal punto di vista difensivo non ha nemmeno concesso così tante occasioni, seppur abbia fatto 3 gol. Poi la TF Santoro vuole girarsi, lo fa di nuovo, bella palla, poi chiude Noto, Santoro ancora, Di Marco allontana, Candela vuole girarsi su se stesso come Santoro in precedenza, Santoro ancora, calcia con il destro. Nel frattempo il tecnico si arrabbia un po' con Santoro, dice devi allargare il gioco, non devi cercare questa soluzione solitaria. Da lì ci stava a concludere verso la porta, però il tecnico chiaramente vuole che si giochi di squadra, quindi non che si provino sempre delle azioni solitarie. Nel frattempo mette il pallone a terra, Lunetto andrà forse lungo perché effettivamente i rilanci precedenti dei compagni non sono stati ottimali, questo sembra effettivamente esserlo un po' di più, quantomeno per non regalare le famose seconde palle, che poi, come ben sapete, nel mondo del calcio, soprattutto in questi livelli, possono fare tanto la differenza. Intanto si continua a giocare quando siamo quasi al minuto 38 di gioco. Lo Cicero cerca di dialogare col compagno, poi mette una pezza a Loria. Santoro, lancio lungo, cerca la velocità sempre di Megna, poi piccolo, mette rimessa laterale, però era molto vicino il compagno, Lunetto infatti credo volesse questa palla. Minuto 38, sta guardando il cronometro il direttore di gara, ma si continua a giocare Lanzetta, solita giocata, questa volta chiude invece molto bene piccolo, palla su Karim, in duello con Ampadu, lo vince Karim, però anche nonostante il raddoppio di un avversario, poi va giù, fallo giallo anche per Ampadu. Quindi calcio di punizione, minuto quasi 39, allora forse i 5 minuti che avevamo visto precedentemente credo fossero corretti a questo punto. Si torna dietro, piccolo, pressione di Patel, di Palazzolo, qui infatti è costretto anche a gettarla via. La giocata molto molto male qui però la palla, il Don Bosco Partinico, perché ha dato una palla su un calcio di punizione, ha dato una palla dietro e lì poi hai costretto il compagno anche a gettare la palla fuori. Intanto cambio di rimessa con Santoro che non batte bene e dunque rimessa con le mani con Noto, questa volta è buona. Santoro, poi Palazzolo cerca il duello con Landa, va giù lo stesso Landa, ma è calcio di punizione opposto, di conseguenza continua l'attacco da parte dell'ATF con Lanzetta che si prende il pallone e forse credo che andrà lui. Ipotizzare un tiro è difficile, però credo che almeno verso la porta un rilancio, quindi un cross probabilmente ci sta. Salgono un po' tutti, minuto 40 di gioco, ovviamente sarà l'ultima occasione della partita, del primo tempo chiaramente. Lanzetta sul punto di battuta, non sale Riva, non sale nemmeno Barcellona, salgono invece tutti gli altri. A Padù lo vedete leggermente più avanzato sulla sinistra infatti. Lanzetta cerca un cross dentro con Cicero che non arriva a deviare, poi con questa azione finisce anche il primo tempo, duplice fischio da parte di direttore di gara. Noi vi ricordiamo di rimanere qui connessi su Sportisi perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene,
è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri 2 anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili, perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta, perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa, che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità, oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi e a loro i punti. Sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, peccato per l'episodio soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tener botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene, peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste completamente ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, ti faccio una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra 2 squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra
che secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bella sfida, 3-0 il risultato, ci sono subito dei cambi, adesso cerchiamo di dare contezza, non vogliamo chiaramente sbagliare. È entrato sicuramente Farina, Nunzio Farina nella TF numero 15, lui con certezza è entrato, adesso però cerchiamo di capire al posto di chi. Dall'altro lato invece sicuramente sono entrati Salvia e Cinquemani, è uscito Keita in difesa e poi probabilmente Noto, perché non lo vediamo più in campo, e D'Angelo è andato invece dall'altro lato, quindi D'Angelo è passato a destra, che invece giocava sull'altro lato, invece e Cinquemani a giocare sulla sinistra, quindi questo è stato il cambio, quindi fuori Noto e Keita al posto invece di Salvia e Cinquemani, che invece fanno il loro ingresso in questa seconda frazione. Noto invece dentro Farina, però adesso cerchiamo di capire al posto di chi. Forse al posto di Lo Cicero o Candela, credo, almeno stando alla posizione, perché Candelelli dovrebbe essere uscito Lo Cicero. Sì, credo proprio di sì. Non dovremmo sbagliare, dovrebbe essere questo il cambio, quindi il secondo cambio per la TF, perché il primo, ricordiamo, è stato fatto nel primo tempo con l'uscita dal campo del piccolo Diego Gennaro, che ha preso una brutta botta, probabilmente lo scontro aereo con Neloria. Nel frattempo ancora non si torna a giocare, non so cosa si stia aspettando. Nel frattempo un'altra novità, non è un cambio di gioco ma un cambio di posizione, perché Rizzitano adesso gioca a sinistra mentre invece Lanzetta a destra, quindi questo è stato il cambio. Chissà che non sia forse fare rientrare e provare il tiro. Nel tempo ancora non si gioca, non si ritorna in campo. Infatti i ragazzi stanno continuando, chi calcia in porta o chi invece fa semplicemente dei lanci, dei passaggi. Però non si capisce il motivo, perché il direttore di gara è presente sul terreno di gioco, quindi non capiamo effettivamente. Con questa vittoria la TF potrebbe andare dunque al primo posto, dunque sarebbero 3 punti fondamentali per la squadra in maglia bianca, che potrebbe veramente fare un grande balzo saltando l'Accademia di Palermo, un duello che dura da diverse settimane, credo che durerà anche per tante altre. Nel frattempo adesso credo sia tutto ok, non so quale fosse il problema, però insomma finalmente si può tornare in campo con l'altro pallone che viene subito gettato via, e dunque il direttore di gara adesso fischierà all'inizio del secondo tempo con Karim pronto a ricominciare, cenno di ok con i due portieri, e adesso inizia anche la seconda frazione, inizia il secondo tempo di TF Don Bosco Partinico con subito pallone recuperato e rubato. Farina, Barcellona, Lanzetta la controlla col Mancesto. Lanzetta cercava sempre l'esterno, quindi cercava sempre di andare sul piede forte. Adesso invece credo che lo vedremo andare più verso l'interno, perché il piede forte adesso è all'interno, non è più all'esterno, quindi credo che sarà questa la sua giocata. Intanto Barcellona vince il primo rimpallo, poi l'anticipo di Loria, Megna, palla in profondità, intanto anche Lunetto rimprovera un po' il compagno. Loria dice: prima di passare il pallone devi guardare.
Barcellona, anticipo di Karim, Patellaro, ecco Salvia alla prima palla toccata, poi duello fisico con Lanzetta, ancora una volta dominante, cerca una palla col mancino in profondità, chiude bene invece Cinquemani che non si fa fregare da questo punto di vista sull'inserimento a palla. Tanto cambio con Lanzetta che è anche un po' incredulo, che a me forse non sembrava una palla da cambiare, una rimessa sbagliata, però così è per il direttore di gara con Salvia che infatti lascia la battuta a 5 mani. Cambio di pallone davanti la panchina dell'TF, scusa, chiaramente magliettine sono anche quelle. Rulletta molto elegante qui da parte di Candela, non so se calcia perché da lì potrebbe essere tanto invitante, vede infatti Di Marco, poi cerca un dribbling e palazzolo, non gli riesce, Lanzetta calcia subito col sinistro e infatti è un po' quello che dicevamo, Lanzetta è un giocatore a cui piace calciare da fuori, ha anche una buona capacità nel farlo e adesso giocando a destra avrà sul mancino a rientrare quel tipo di conclusioni lì, secondo me le proverà anche più di una volta. Questa è arrivata la prima al minuto 37, ma credo che da qui a fine partita, previo chiaramente cambio, potrebbe effettivamente provarle. Qui sbaglia intanto Candela, Karim la tocca con il tacco, Riva mette una pezza e serve Rizzitano sulla velocità, ci arriva però in anticipo D'Angelo, chiude prontamente, poi Farina molto bravo nell'anticipo, adesso può ripartire, intanto bene Farina intanto, break da parte di Candela che guarda la porta, cerca invece uno scambio con Lanzetta che rete sul mancino e cerca anche la porta da fuori, allontana Piccolo. Questo è infatti il secondo tiro di Lanzetta nel giro di 60 secondi. Salvia con l'esterno per la velocità di Karim, arriva quasi in anticipo, poi sbaglia tutto Karim, ancora l'opportunità, Karim calcia e la parata di Mocciaro, molto molto bravo qui a respingere, ma Karim da lì deve fare molto 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 di più, con l'errore che non ci aspettavamo da parte di Riva. Qui va il duello con Karim ancora e infatti anche il tecnico è molto arrabbiato con Riva, effettivamente sembrava essere nettamente in vantaggio, poi non so se forse si è fermato, forse ha pensato che Karim non attaccasse la porta, cosa che invece è arrivata successivamente, e poi l'errore da parte dell'attaccante è abbastanza inatteso, perché da lì aveva preso il tempo anche al portiere, anche a Mocciaro, che poi ha fatto sicuramente una gran parata, però è più errore di Karim secondo me che parata del portiere, perché da lì Karim ha tutta la porta davanti, non può calciare addosso al portiere. Megna è velocissimo, dall'altra parte c'è Palazzolo, vediamo se lo serve, Riva ancora, Megna finta con la sua, la c'è con traversone, sporcato da Di Marco. E quindi calcio d'angolo. Sul punto di battuta c'è Santoro, lo abbiamo visto battere precedentemente, lo fa anche adesso, arriva sul primo palo. Qui voleva rifarsi Riva dopo l'errore precedente. Ha fatto anche bene in realtà ad impattare e dopo 5 minuti insomma non ci stiamo lamentando, perché sono arrivate sicuramente più di un'occasione da gol, è una gara comunque molto divertente. Piccolo, D'Angelo, Scattalanda, si va però dall'altra parte con tentativo, poi Loria allunga questo campo e Karim cerca la velocità, ma in anticipo c'è Riva, Mocciaro, nuovamente Riva, pressione alta da parte degli avversari, tutto con Di Marco che aveva tentato. Piccolo in tranquillità, cerca invece, non cerca il portiere ma va direttamente in rimessa laterale. Secondo me forse poteva anche servirlo il portiere, perché c'erano gli estremi per poterlo fare, forse non si è fiato perché Megna è un giocatore molto molto veloce, forse credeva che potesse pure anticiparlo. Intanto Di Marco la controlla e spazza più lontano che può in rimessa laterale con
Ancora la TF che continua ad attaccare, continua questo assedio. Ma ha anche rischiato in realtà di prendere quel gol con Karim, che ha sicuramente graziato Mocciaro. Lunga rizza, ma il campo è finito, è ancora una volta rimessa a terra. Nel frattempo si scaldano bene 4 calciatori della TF. Chissà che non arrivi qualche cambio, forse tra un po'. Rimessa con le mani Farina, poi Risitano, Palazzolo, prendersi lui questa palla, poi un rimpallo con D'Angelo, allontana invece come può Landa, di tacco Karim, Rizza ancora, cambia campo con Barcellona, forse adesso un po' in difficoltà dal rimpallo, riesce comunque di testa a toccarlo e anche a non perdere il pallone. Bella giocata, poi in mezzo a due casca giù Patellaro, non c'è nulla, si continua. Candela, bella giocata con personalità. Candela in tentata di rigore, si allunga forse un po' troppo. Di Marco è scivolata, provvidenziale a fermarlo. Ha fatto una bella giocata qui Candela, però forse doveva, secondo me, scaricarla un po' prima, perché seppur abbia un ottimo dribbling che l'ha fatto vedere da tutta la partita, da lì forse è meglio scaricare un po' prima e poi buttarsi dentro l'area di rigore per ricevere il pallone. Intanto Lanzetta batterà il calcio d'angolo, lui che sicuramente ha dei centimetri importanti da sfruttare nei colpi di testa, però questa volta non va dentro l'area di rigore, ma va lui a battere. Va bene sul primo palo, allontana Lunetto come può, poi Karim e spassa il Don Bosco Partinico, poi la controlla come può Megna, ma sbaglia. Patellaro scarica sul compagno, Landa viene sradicato da un ottimo Farina, poi calcio da fuori Candela, poi il rimpallo per Palazzolo che non sbaglia e fa 4-0. Poker, si è ritrovato quell'occasione lì, col sinistro non se l'è fatto ripetere 2 volte, calcio in porta e arriva anche il 4-0. E poi nuovi cambi adesso. Al minuto 43 arriva anche il Poker. Intanto fuori Patellaro, un po' stanco. Lascia il campo, sì, Patellaro. Un 4-0 che adesso lascia pochi spiragli forse al Don Bosco Partinico. È entrato invece molto bene Farina, perché a centrocampo sta facendo una gran partita. Ecco qui Farina, non sbaglia il passaggio. Santoro, poi Palazzolo, scontro con Piccolo, che come sempre poi scivolato, ormai è una costante di questa gara. Di Marco cerca di spazzare come può, Rizza, il controllo di Landa con Karim, a Padù, gli regala ancora, palla sull'esterno con Rizza, si butta dentro Karim, lui rientra invece sul mancino Santoro, senza paura, ma subito a prendersi quella palla. Cambio campo con Lanzetta, intanto sarà un nuovo cambio, anche ancora per gli ospiti. Salvia viene un po' spinto da dietro, ma riesce comunque a fare tutto molto molto bene. Candela che vuole l'appoggio, Megna, gancio forse non è dei migliori, doveva secondo me un po' quasi da calcio a 5 agire da pivot, quindi agire subito come sponda, un po' come ieri più Esposito nella gara dell'Inter, nel gol di Lautaro Martinez che ha deciso la partita. Esposito lì infatti una giocata da pivot puro, ovvero sponda per Lautaro. In questo caso Megna secondo me doveva scaricare immediatamente sulla destra. Tanto esce Loria, dicevamo, continuiamo di questo discorso perché Lanzetta comunque stava inserendo sulla fascia destra. Intanto 46 di gioco, tanti cambi adesso.
rimessa forse non è perfetta, ma si continua con Barcellona che adesso andrà nuovamente con le mani, prende la rincorsa, forse andrà a lungo, Lanzetta, e poi prende un colpo in realtà. Gioco fermo, ho preso una botta, credo la 2 fa veramente tanto male. Nel frattempo anche in casa TF si riscaldano diversi giocatori e credo che qualche cambio possa arrivare tra un po'. Poi rimessa, si è capito molto bene perché abbiamo messo una rimessa battuta da 5 mani, però Barcellona, Candela sta cercando di alzare un po' i ritmi del motore. Nel primo tempo era un po' spento, ma nel secondo adesso lo vediamo molto più in palla. Qui Rizza cerca la giocata, Rizzitano chiude però la strada e poi si prende anche la libertà di fare un dribbling in più. Bella giocata comunque. Santoro, vediamo se rientra, scarica su Palazzolo che rientra bene sul destro, vediamo se calcia verso la porta, deviazione ancora una volta, si chiude quasi come un bunker il Don Bosco Partinico. Barcellona si dimentica il pallone, poi con una dose di fortuna riesce ad avere la meglio, poi rimpallo a Padù, non perfetto, Karim si può lanciare veloce, lo potrebbe fare, Riva poi provvidenziale anche in questo passaggio, in tecnica sarebbe un po' con Padù che effettivamente era stato un po' leggero nella occasione precedente. Barcellona si concede anche una giocata con la suola elegante per Mocciaro, adesso Riva scarica da Padù che in precedenza ha concesso un po', Rizzitano la controlla verso l'interno, poi scarica il pallone con Santoro, si butta dentro, adesso Rizzitano che infatti prende pure questa palla, rientra, rallenta forse un pizzico e qui è provvidenziale perché poi Di Marco l'allontana. Intanto sono pronti credo 3 cambi in casa TF. Santoro di testa anche da parte di Farina, che sicuramente tra tutti quelli entrati al secondo tempo è quello che al momento sta facendo un po' più la differenza. Buona gara comunque. Centrocampista cambia tutto, intanto Santoro, Lanzetta di prima, giusta la giocata, Megni anticipato, poi Di Marco messo un po' in difficoltà ma non sbaglia, 5 mani, pressione ferocissima da parte di Candela che vuole questo gol e credo che si veda, poi palla sulla profondità, Salvia è in anticipo, chiude Barcellona, vediamo se lo punta, va sul destro, Barcellona capisce tutto, ma è scivolata, poi ci arriva anche la conclusione da fuori con Mocciaro che blocca senza alcun tipo di problema. Minuto 49, mancano 21 minuti e poi sarà triplice fischio con la TF che probabilmente andrà al primo posto al termine di questo match meritatamente. Intanto tacco di Palazzolo molto elegante, scivolata poi ancora una volta di piccolo, arriva anche ad aiutare con raddoppio, si cerca però sempre Rizzitano, ancora una volta non lo ferma nessuno, Rizzitano calcia, deviazione direttamente alle braccia di Lunetto, ci ha provato Rizzitano qui, dicendo che è anche l'autore del secondo gol della partita, quello nato sul rilancio di Palazzolo, una palla forse con poche pretese probabilmente, ma sul rimpallo D'Angelo non fece un buon lavoro e lì Rizzitano l'aveva anche capito e con la sua velocità poi ha segnato. Nel frattempo esce sicuramente Santoro, credo, e credo a Padù sicuramente, a Padù Palazzolo, Santoro va in difesa, escono sicuramente a Padù e Palazzolo. Questo sono entrati Gambino, Salerno, Palermo, esce anche Lanzetta, uno sicuramente dei migliori in campo. Lanzetta per Palermo, Gambino e Salerno invece per Palazzolo e a Padù. Sono questi i cambi, quindi vediamo se come si mettono. Allora Santoro sicuramente si è messo in difesa, quindi come braccetto di sinistra, largo a destra tutto campo al posto di Lanzetta. Invece vediamo Palermo,
Salerno invece fa l'attaccante con Alfonso Gambino, che adesso vediamo dove si andrà a schierare. Intanto Mocciaro, Riva, Santoro, cerca subito il bel dribbling di prima giocata. Megna va incontro da pivot, la sponda ottima per l'arrivo di Rizzitano al calcio verso la panzina proprio di Salerno. Quindi sicuramente Salerno fa l'attaccante al posto di Palazzolo, Gambino al posto di Appadù, però in posizione più avanzata perché è sceso Santoro. E quindi no, adesso abbiamo capito un po' meglio. Rizzitano sta facendo il centrocampista centrale, la mezzala, con invece la tecnica di Gambino, anzi no, da parte di Abate, non Gambino, chiedo scusa, tra l'altro Abate con la 17. Abbiamo letto erroneamente nella distinta. Barcellona. Rizzitano cerca di sgusciare via, lo fa molto bene. Rizzitano, palla in profondità, perfetta per Megna. È seleztivorata questa, doveva calciare in basso. Sicuramente Loretto avrebbe avuto praticamente zero possibilità di parare questo tiro. Invece Megna se l'è divorato, ma che bella palla comunque di Rizzitano. Adesso quindi la TF ha cambiato gli esterni con Abate da un lato, che l'abbiamo visto già toccare la palla in maniera molto molto interessante, suola, punta e tanta tecnica, si è presentato bene al match. Ancora invece non ha avuto l'opportunità Francesco Palermo di dare sfoggio alla sua qualità giocando sull'out di destra, ma sicuramente se ci sarà tempo. Intanto Riva, una chiusura, poi cercava un rimpallo che arriva con un pizzico di ritardo. Intanto nuovi cambi con Mocciaro che lascerà spazio a Guzzetta, al portiere, poi dovrebbe entrare anche Gambino, questa volta è giusto, sì. Quindi Mocciaro e Guzzetta per Mocciaro per Guzzetta, mentre invece Gambino al posto di chi? Forse per Megna, infatti, sì, proprio per Megna, per il capitano, e va a Riva a prendersi la fascia. E Megna invece, dopo questo errore, lascia il campo. Buona partita per Megna, però questo gol un po' pesa, più che altro dal punto di vista personale, perché poi dal punto di vista collettivo, comunque, episodio di 4-0, minuto 54 di gioco, diciamo, non credo possa fare tanto la differenza, ma dal punto di vista personale sì, per un attaccante segnare è sempre importante. Un ragazzo come Megna deve fare più gol possibili, perché ha le qualità per poterli fare. Ha sbagliato sotto porta, ma insomma fa poco, è più una cosa dal punto di vista personale. Intanto Riva, di testa la tocca, la sporca un po' come può Palermo. Poi di prima subito Gambino, la velocità è importante e lo fa vedere qui Candela che entra dentro l'area, Lonetto, ancora una volta provvidenziale, la quinta parata importante, poi la finta ancora di Abate, tutto bene, l'avevamo effettivamente detto, gioca tanto con la suola, e poi l'esultanza, il bacio verso la tribuna, forse verso i genitori probabilmente presenti, ed è 5-0, è entrato molto bene Abate, l'avevamo effettivamente detto. E si aggiorna quindi il risultato con il 5-0. Abate aveva già fatto vedere quel dribbling di suola, lo ha rifatto praticamente qualche minuto più tardi e poi ha spinto la palla in porta, però che bella parata comunque di detto precedentemente su Candela, che aveva fatto un bel inserimento dopo un bel dribbling. Di Marco ormai fa il centrale, 5 mani, sbaglia il passaggio,
Poi Palermo, l'ultimo tocco però è rosso, di conseguenza palla bianca per la TF che batte con Barcellona, ma lascia lì la rimessa arriva, probabilmente credo andrà una rimessa lunga. Non troppo in realtà. Candela con l'esterno, apre bene il campo dalle parti di Abate, che dà sempre una bella palla con l'esterno per lo scatto in velocità, la meglio Rizzitano dette dentro, poi allontana Di Marco come può. E poi D'Angelo non si accontenta della rimessa laterale, vuole prendere questo pallone quantomeno per fare un gol. C'è lo scatto di Karim, ma non lo serve, scivolata provvidenziale da parte di Santoro, che l'abbiamo visto giocare bene a centrocampo, ma sta facendo bene anche in difesa. Poi non riesce ad appoggiarsi come può Salerno, perde infatti il duello, poi va giù, calcio di punizione, fallo corretto. Fallo di Farina. E quindi calcio di punizione, non dovrebbero esserci forse più cambi, credo. Almeno in previsione sembra di no. Nel frattempo il dito di gara rimprovera un po' Rizzitano, dice di andare un po' più indietro. Di Marco va a lungo, Santoro allontana mettendo questa palla subito dalle parti ne è entrato Salerno che vince il duello con D'Angelo, c'è dentro l'area di rigore il compagno, c'è Gambino, ancora Salerno mette dentro questa palla sporcata, calcio d'angolo. Bella azione comunque da parte della TF che cerca sempre tanto la profondità comunque. Questo calcio d'angolo e batte Santoro, l'abbiamo visto battere effettivamente tutti i calci d'angolo, non ne lascia nemmeno uno, questa volta forse non perfetto. Poi conclusione invece tentata da parte di Francesco Palermo, che ha cercato un tiro molto complicato, però da lì effettivamente quella giocata la devi fare. È un po' il discorso che diciamo nel primo tempo di Lanzetta: se non provi queste conclusioni in queste partite quando sei nell'Under 15, insomma, poi non le provi nell'Under 18, non le provi nell'Under 19, lì devi essere più pronto anche forse a calciare e segnare. Qui invece secondo me puoi anche permetterti ancora di sbagliare, perché sicuramente è solo con l'esperienza, con la pratica che comunque si migliora in campo, ed è giusto anche calciare da quelle distanze. Palermo cerca il tocco sul compagno in anticipo, 5 mani, poi la tocca Gambino ma non basta, palla rimane sempre lì, anche un po' complicata, infatti Rizzitano gliela ruba con il tacco Abate, va giù, si continua. Farina, Santoro, Farina ancora, se calcia, sembrava quasi aver caricato la conclusione, lo fa invece adesso Candela, dritto però tra le braccia comunque di un attento lunetto, che sicuramente credo di non essere veramente smentito, è tra i migliori in campo di questa partita, nonostante stia perdendo 5-0, ha fatto credo almeno 5 se non 6 parate decisive che hanno quantomeno tentato di salvare il risultato. Poi in realtà su 2 parate di queste sono arrivati dei tap-in vincenti della TF, è vero, quindi forse non è provvidenziale dal punto di vista del risultato, però comunque rimangono delle gran parate. Secondo me il voto in pagella di Lunetto è veramente tanto alto, ha fatto una gran partita questo portiere. Poi lì quando arrivano nell'1 contro 1 è anche un po' complicato riuscire a fermarli, però sicuramente ha fatto una gran partita dal suo punto di vista, credo non si possa rimproverare nulla, comunque pochissimo. Intanto Karim, buona gara anche per lui, ma forse qualcosa da rimproverare ce l'ha, ovvero quel gol sbagliato. Karim fa una bella giocata in mezzo a 3, poi le palla che passa, arriva una conclusione dall'altra parte, poteva sicuramente servire il compagno. Salvia invece ha tentato questo tiro a giro con il destro, ma la palla non è girata, c'era Rizza tutto solo da quella parte, che non si è nemmeno lamentato, ma credo che comunque almeno qualcosa al compagno l'abbia pensato a dire, almeno perché non la passi da lì, io sono tutto solo. Infatti forse ora gliel'ha detto probabilmente. Guzzetta per Riva intanto. Santoro, pressione di Rizza. Nel frattempo
Oggi una mattinata praticamente con zero sole, c'è stata tanta ombra e di conseguenza molto freddo in questo 18 gennaio 2026, che vede scendere in campo TF Don Bosco Partinico, gara valevole per il campionato giovanissimi provinciali Under 15, con la TF che si avvicina sempre di più al primo posto, e al momento credo che siano 9 minuti soltanto quelli che li separano al primo posto. Sicuramente la squadra festeggerà ampiamente in campo e nello spogliatoio. Poi vi ricordiamo di rimanere sempre qui sui canali sportivi, perché ci saranno a seguire altre 2 gare. Non ci sarò io a tenervi compagnia, ma ci sarà sempre Sportisiri a farlo. Intanto bella giocata da parte di Salerno, che cerca di sgusciare via con il tacco, viene fermato da D'Angelo, poi palla un po' complicata, Rizza va in conto, adesso cerca la velocità di Karim, che veloce potrebbe prenderlo, ma Barcellona fa una grandissima diagonale, ma poi sbaglia perché si dimentica il pallone. Karim ancora, Barcellona, Guzzetta va a terra, un po' si scontrano tutti quanti. Qui Karim ha fatto una gran giocata perché ha preso tanti metri, soprattutto a riva, e lo ha staccato decisamente. Poi Barcellona è stato molto bravo nella diagonale difensiva, però poi forse quel pallone lo doveva buttare lontano, non l'ha fatto. Palla in verticale, chiude ancora la difesa con questa palla che arriva a Gambino, che se la costruisce per calciare, poi appoggia Farina, entra bene sul destro, Candela, finta di corpo, ancora una volta si ferma con il tacco, poi con la suola, rimpallo sull'Anda, Farina, anzi Rizzitano si dimentica del pallone, riparte ancora il Partinico con Karim di testa riva, poi la mette giù l'Anda, ma qui forse doveva controllarla sicuramente in modo differente. Candela cerca il passaggio nuovamente, viene fermato a centrocampo e poi il rimpallo non lo favorisce. Nel frattempo forse 2 cambi per il Partinico. Abate vuole il dribbling, suola ancora, e questa volta D'Angelo capisce tutto. Ha provato nuovamente un altro dribbling con la suola, questa volta non gli è andata bene. Rizzitano rientra bene, se la costruisce per poter calciare forse con il destro, poi allarga il gioco e qui forse doveva calciare, rientra sul mancino, l'appoggio ancora Gambino, palla che rimane lì e viene allontanata, però credo che da lì Palermo dovesse calciare perché aveva quella palla sul destro di prima intenzione, da lì devi provarlo, invece ha cercato un ulteriore passaggio sicuramente corretto perché Gambino era messo bene, però da lì forse devi calciare secondo me. Ed è un po' il discorso che facevamo precedentemente, nell'Under 15 devi calciare, da quelle distanze devi calciare, poi forse crescendo Under 18, Under 19 capisci che da lì magari puoi anche trovare una soluzione un po' più semplice e quindi passare il pallone, ma da lì secondo me un ragazzo deve calciare. Santoro col tacco molto elegante per Abate, la palla si ferma un poco ma riesce comunque ad avere lui il possesso, poi cerca un nettaversone dentro, allontana la sfera, poi nuovamente Farina cerca un tiro di vita, poi rovesciata praticamente da parte di Salerno con la parata di Lunetta ancora una volta, poi Riva fa valere il fisico, Riva ancora mette dentro questa palla ma era già fuori. Nel frattempo sì, arrivano altri cambi per il Partinico, perché entra Salvia, un altro Salvia, perché è entrato già in campo Domenico Salvia, adesso entra in campo Vito Salvia, ma al posto di chi è? Nel frattempo 5 mani e Palermo si è dato un cenno d'intesa dopo il contrasto. Entra anche Brugnano a posto di Lorenzo D'Angelo. Gara comunque positiva per D'Angelo, però forse nel secondo gol qualcosa in più avrebbe potuto fare. E poi lascia il campo anche Karim al posto invece al suo posto restivo. Karim è buona partita comunque, però ripeto, forse quel gol lì doveva farlo, ma poi alla fine il risultato in realtà non avrebbe dato tantissimo altro. Però un gol che fa morale, un attaccante comunque vuole sempre segnare l'attaccante, di conseguenza è anche un po'
un qualcosa che serve, ripeto, non per il risultato, però dal punto di vista personale, fare un gol anche in una gara così complicata contro la TF che, ricordiamo, e rimane la migliore difesa, perché soltanto 8 gol subiti al momento in 9 giornate non è la media veramente nemmeno di un gol a partita, quindi credo sia tanto importante questo dato, e di conseguenza fare gol contro una squadra così, che ha la migliore difesa, il morale lo dai anche tanto, l'asticella si alza. Ci è andato veramente tanto vicino, però quell'occasione un po' pesa, con Mocciaro sicuramente molto bravo a parare, però forse qualcosina in più d'attaccante lui la deve fare, poi un po' sfortunato in altre occasioni. Intanto la controlla, cerca il tiro, scivolata, salta tutti, Salerno ancora, ed è 6-0, minuto 67 di gioco. Salerno entra alla panchina, fa tutto bene, prima la mette giù, la controlla, fa un altro passettino e poi batte il portiere, ed è dunque 6-0. Quindi continua ancora questo trend positivo per la TF, che adesso è veramente a un passo, anzi ci correggiamo, 4 passi, perché mancano 4 minuti ancora alla fine della partita, verso il primo posto, superando l'Accademia Palermo. È una grande stagione quella della società palermitana, che dopo forse un primo momento di tanto equilibrio in campo adesso è venuta fuori, poi trattenuta, Gambino ancora cerca di dialogare con i compagni, c'è Candela che non ha trovato ancora il gol e poi calcia da fuori adesso e finalmente lo trova pure. C'è andato vicino in più di un'occasione, la mette a fil di palo, non può fare veramente nulla, nemmeno un super lunetto. 7-0 adesso. Nel frattempo c'è anche un po' di malumore per Don Bosco Partinico, chiaramente, con il risultato che è sicuramente negativo, però io dico sempre non fatevi ingannare dai risultati. In realtà il Don Bosco Partinico non ha giocato una brutta partita, però poi la differenza la fanno chiaramente i gol. La TF è stata molto più brava da questo punto di vista, ovvero comunque più cinica anche a sfruttare quelle occasioni lì, e poi adesso sta anche un po' dilagando, facendo vedere tutta la qualità, ma sicuramente il tecnico del Partinico sa bene che la sua squadra non ha fatto una brutta partita. Comunque Barcellona, bel dribbling, è stato molto bene lui, che è entrato, ricordiamo, nel corso del primo tempo al posto di Diego Gennaro, che aveva preso anche una botta. Ci auguriamo, ripetiamo, che sia tutto ok per lui. È entrato un po' a freddo, ci ha forse messo un po' di minuti per mettersi in partita, un po' un diesel per carburare, ma poi appena è stato bene, ha subito fatto una gran partita, in precedenza quella bella diagonale su Karim, in realtà poi si è anche un po' scontrato, intanto Abate si dimentica il pallone, si riparte dunque con la velocità da parte di Restivo contro Riva, forse il difensore in anticipo, level force, Riva ma centralmente Rizzitano, del 2-0, ricordiamo, poi cambia gioco, scivola un po' Palermo col rimbalzo e poi palla in rimessa laterale, manca un minuto alla fine del match, rimessa laterale battuta da Brugnone, poi Barcellona ancora in anticipo, Candela dialoga con Farina, che tra quelli entrati insieme ad Abate, anche Salerno chiaramente è quello che forse ha messo più intensità, è entrato molto molto bene, lui è venuto 35 di gioco. Poi chiaramente anche Barcellona, ci stavamo dimenticando di Barcellona, ma è entrato praticamente al forse 11° minuto, se non abbiamo visto male, quindi insomma quasi come se fosse partito dal primo. Nel frattempo, come dicevamo anche in precedenza, rimanete qui sui canali di Sportissimi, perché a seguire ci saranno altre 2 partite, di conseguenza è una mattinata piena di calcio qui al Velodromo, sempre con noi, targato Sportissimi. Entra sul destro qui Palermo, si complica tanto la vita, infatti viene sradicato questo pallone, poi in mezzo a 2 complicato con il Restivo, e l'anticipo di Barcellona ancora una volta provvidenziale. Adesso ha cambiato fascia a Barcellona per questi ultimi istanti di gioco, ma va bene così perché finisce il match, triplice fischio, e dunque vittoria per l'ATF, che approda al primo posto vincendo 7-0 contro il Don Bosco Partinico. Una
grande partita quella da parte della società palermitana, che dunque approda al primo posto in classifica in questo campionato di giovanissimi provinciali Under 15. Noi intanto, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui dal vostro caro Marco Genduso è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.